bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Oggi vorremmo affrontare un personaggio che ormai ha più a che fare con l'intrattenimento che con la politica, che ci sta anche molto simpatico perché ha questo tratto, questa verve emiliana un po' surrealista, un po' goliardica. Parliamo di Pierluigi Bersani. Pierluigi Bersani che sapete è stato portato come una Madonna pellegrina in Abruzzo, non ha portato benissimo, lui ci ha anche scherzato, ha detto sono un riservista dell'alternativa, e diciamo che se l'alternativa del 2024 poggia su numi tutelari come Bersani, con tutta la simpatia non è messa benissimo. E dopodiché ieri sera era ospite a Di Martedì di Giovanni Floris e si è lasciato andare a dichiarazioni un po' così disinvolte. Anzitutto ha detto che la luna di miele col governo è finita. Per carità, potrebbe essere anche proprio finita temporalmente, diciamo, la luna di miele ha un limite temporale, ma detto a 2 giorni dalla disfatta del campo largo tanto amato da Bersani in Abruzzo, non è passato esattamente in sintonia con la cronaca. Ma poi il motivo per cui oggi è su tutti i social, primo nelle tendenze ed è rilanciato da tutti i media progressisti, è questa cosa che ha detto, un argomento nuovo, tenetevi forte, ha parlato del fascismo. E ha usato, un uomo colto Bersani, ha richiamato un verso di Ovidio, che è famosissimo, che dice né con te né senza di te posso vivere, per descrivere il rapporto a suo giudizio della destra di oggi col fascismo. Ora, la destra italiana nel senso storica, quella figlia del MIS, vive senza il fascismo dalla svolta di Fiuggi, non so se hanno avvisato Bersani una trentina di anni fa, ma quello che ci siamo chiesti è: ma se noi applicassimo questo verso di Ovidio al PD, alla sinistra, al rapporto col comunismo, e a che conclusione arriveremmo? Ci è venuto in mente che l'anno scorso, in zona 25 aprile, quando il fascismo, no, da primo tema diventa primissimo tema, no, domina le prime pagine, in quei giorni il centrodestra propose in aula, in Parlamento, una mozione, diciamo, contro tutti i totalitarismi. E richiamando anche delle date fondamentali. In testa ovviamente c'era il 25 aprile, ma mai messo in discussione da nessun parlamentare di centrodestra, e c'erano anche altre date, ad esempio il crollo del muro di Berlino, che fu una lievissima buona notizia per gli uomini liberi, e poi c'era il richiamo a una risoluzione del Parlamento europeo, quindi non una conventicola di estremisti di destra, che già anni fa proprio dichiarò l'equiparazione dei totalitarismi tra il nazifascismo e il comunismo. Equiparazione evidente, d'altronde, il partito unico, il lager e il gulag, la repressione del dissenso, insomma, viene da sé che sono due facce dello stesso mostro. Ebbene, chi non votò quella mozione? Tutta la sinistra italiana al completo, il PD, la Cosa Rossoverde, Fratoianni Bonelli, il Movimento 5 Stelle, tutto il campo larghissimo che piace a Bersani votò contro l'equiparazione tra fascismo e comunismo, perché loro, a differenza di quanto diceva Ovidio, senza comunismo non sanno ancora vivere. Grazie a tutti, a stasera.